Buonasera, dunque oggi, 1° settembre, è iniziato ufficialmente l'anno scolastico, docenti e personale logistico già al lavoro. Il videogiornale è stato in alcune scuole della città. Davide Sardo! A scuola si riparte e sui banchi a settembre arrivano in quasi 8 milioni. In questo momento di risparmi economici le preoccupazioni e le polemiche non mancano, ma il ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini, assicura che nella manovra non ci saranno tagli agli organici né tantomeno sulla spesa per il funzionamento della scuola e annuncia 66.000 nuove assunzioni. Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, in vista dell'avvio dell'anno scolastico, la Gelmini precisa: abbiamo fatto in modo di garantire un docente in aula fin dal primo giorno, assicurando agli studenti la continuità didattica. Dei nuovi assunti, 30.000 sono docenti e 36.000 fanno parte del personale tecnico amministrativo. Geograficamente al nord va il 48,83%, al sud il 29% e al centro Italia il 22,16%. Quanto ai docenti di sostegno presenti nelle aule della penisola, saranno 94.430, precisa Gelmini, il livello più elevato mai raggiunto nella storia della scuola, numeri destinati a crescere. Questi argomenti e questi numeri sono stati affrontati e discussi questa mattina nelle scuole di Agrigento. Infatti oggi, 1° settembre, sono ritornati a scuola anche i docenti e dirigenti scolastici per il primo collegio del nuovo anno scolastico. Il ritorno a scuola è sempre segnato da grandi aspettative e anche dalla voglia di affrontare il nuovo anno scolastico con rinnovato entusiasmo. Il primo collegio dei docenti serve non solo per l'insediamento di tutti i componenti, ci sono anche insegnanti che prendono servizio a partire da oggi, ma serve anche a porre le basi di un lavoro di programmazione e di riprogettazione che si svolgerà in questo primo periodo di settembre, in modo particolare prima dell'inizio delle lezioni. Il messaggio che possiamo lanciare agli studenti della provincia di Agrigento è quello di tener conto, e non è banale, veramente che il rapporto con la scuola deve essere una cosa seria e che loro debbano affezionarsi alla scuola, rivolgersi alla scuola con quell'amore, con quella intelligenza che naturalmente sono le uniche qualità e gli unici aspetti che consentono davvero di andare avanti serenamente verso quel successo formativo che per loro è condizione della realizzazione di un progetto di vita. La scuola è in un momento di grandi ambasce per tanti motivi, un problema legato all'edilizia scolastica, un problema legato alle riforme che pian piano entrano a regime e chiaramente sempre i momenti di transizione sono sempre ma anche momenti di crisi. Dai momenti di crisi si può uscire rafforzati come si può uscire anche delusi o sconfitti. Noi dobbiamo cercare di lavorare tutti, ognuno per la nostra parte, per uscire da queste sfide chiaramente vincenti, perché la scuola, l'educazione è il modo con il quale le nuove generazioni possono venire in contatto con il mondo del lavoro, costruirsi il loro futuro. Vacanze finite anche per voi docenti, questo ritorno a scuola com'è? Si riprende con il caldo, ma comunque ci sono diversi stimoli ad andare avanti, il preside nuovo, si fa la conoscenza, si inizia a progettare l'anno scolastico, insomma ci sono una serie di stimoli che ti portano avanti, nonostante il caldo, nonostante l'aura caldissima che insomma non favorisce il lavoro, ma detto questo insomma. La prima campanella per gli studenti di Agrigento suonerà il prossimo 15 settembre. Ancora 2 settimane di vacanze e poi si ritornerà tra i banchi. Gli alunni del liceo scientifico Ettore Majorana troveranno ad attenderli un nuovo dirigente scolastico. L'agrigentino Sergio Coniglio subentra al professor Vincenzo Scrivano, andato in pensione. Sono contento perché dopo 4 anni di peregrinare in Sicilia, un anno a Siracusa, a Lentini, Carlentini, e i 3 anni questi precedenti al Filippo Re Capriata di Licata, dove ho operato e ho fatto un gran lavoro, e lascio al collega, che faccio gli auguri anche pubblici, ad Enzo Pace, la dirigenza del Re Capriata, e ora mi ritrovo in una mia scuola, perché per ben 4 anni, 5 anni, in anni differenti, dal 90 al 95-96, ho anche insegnato al Majorana, quindi sono un ex docente di questa scuola. Sono contento
spero di essere utile a questa comunità scolastica per farla crescere, sicuramente ne ha tanto di bisogno. Ricordiamoci che i licei sono 3 e certamente l'offerta scolastica e l'utenza si deve distribuire sui 3 licei. Vediamo di dare più qualità e indirizzi liceali, diciamo, che mancano, secondo me mancano, e quindi è giusto e necessario che il liceo Majorana, che ha una vocazione fisica tecnologica, speriamo che possa al più presto, dietro l'adesione del collegio docente e del consiglio istituto, dare qualche altra offerta